Buon pomeriggio a tutti, avete ascoltato Il primo tempo di una tarantella composta dal maestro Benni Fiorito che si chiama Lo Zufolo, che è incisa in alcune cassette dal maestro Enzo Pinzone. Questo è il primo tempo di una tarantella abbastanza semplice, facile, che voi potete fare benissimo seguendo anche il mio video su YouTube, mi raccomando iscrivetevi al canale. Io ve lo faccio sentire, in questo caso ve l'ho fatta sentire con il friscaletto in Si bemolle, quindi l'altezza non è quello in Do, un po' più lungo, al suono un po' più dolce, mi piace di più, costruito dal maestro costruttore ma anche grande suonatore di friscaletti Enzo Pinzone. Enzo Pinzone che appunto ha fatto questi friscaletti, io ve li consiglio soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al friscaletto, perché rispetto a quello di canna è più facile da suonare, più facile da controllare e il suono parte subito. Quindi chi inizia, che ancora ha già dei problemi magari nel soffio, nel controllare le posizioni, il flauto in plastica, in questo caso il polistilene, il termine giusto chimico tecnico, e potete avere un buon controllo. Se volete ripetete questa tarantella, questa è una tarantella in Mi bemolle, però il pezzo che vi ho fatto sentire io nella tonalità di Do minore, quindi Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, 3 bemolli in chiave, Do minore, una tarantella, quindi 6 ottavi, ok? Ripetetela molto lentamente, vi iscrivete al canale, poi quando avanzate il video di YouTube, nelle opzioni velocità mettete la velocità più bassa, così io andrò molto lentamente e voi potete copiare le mie posizioni e ripetere il motivo. La rifacciamo più lenta. Ciao a tutti, alla prossima! Scrivetemi per qualsiasi dubbio o cosa, io vi risponderò. Viva il friscaletto siciliano!